Vicenza, Piazza Biade, gli uffici comunali, una mattina come tante, ma succede l'imprevedibile. Arriva un marocchino di 62 anni. Si era già recato più volte all'ufficio anagrafe nei giorni precedenti, sedendosi in sala d'attesa per poi andarsene dopo un po'. Ma questa volta non se ne va, si presenta allo sportello. È un senzatetto, vuole essere iscritto all'anagrafe. L'impiegato gli chiede chi sia, le sue generalità, ma il migrante non risponde e non vuole andarsene. Resta lì, fermo, irremovibile. Vuole essere iscritto all'anagrafe, ma non dà le sue generalità. Viene chiamata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, di fronte all'ostinato silenzio dell'uomo, gli chiedono di seguirli al comando. Ed è allora che il marocchino inizia a dare in escandescenze, va su tutte le furie, nasce un parapiglia. Nella colluttazione lo straniero frattura un dito a un agente. Per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.